Bologna Città del Trotto. In questa nuova puntata, sempre dall'ippodromo di Bologna, siamo andati a trovare Michela Rossi, la gentleman driver ci ha parlato della sua vita dentro e fuori dalla pista. Michela, noi ci siamo viste quest'estate, è stata una bellissima estate per te, tra l'altro sei stata premiata proprio qui a Bologna a fine settembre perché hai vinto la classifica dei gentleman di Cesena, quindi ripercorrerei la bellissima estate e poi ti chiedo anche altri titoli che hai collezionato nella tua carriera. Ma l'estate è stata stupenda, ovvio che correndo tutti i giorni quindi è anche più semplice, però mi sono avvantaggiata subito perché ho fatto parecchi primi a luglio, quindi sono andata avanti di molti punteggi, quindi è stato semplice dopo. Però la stagione di Cesena penso che sia molto diverso di quella di Bologna, anche se comunque sono molto simili anche come piste e tutto, però Cesena ha il suo perché. La vittoria che ti è rimasta più nel cuore se ripercorri questi mesi? Ma non so, io ho un cavallo del cuore che si chiama Uragano Spritz, quindi ogni volta che vinco penso che sia una soddisfazione, perché comunque è un cavallo un po' particolare e diciamo che si trova meglio con me che con Salvatore. Altri titoli che vuoi citare che hai vinto? Ma nel 2018 ho vinto la classifica italiana Amazzoni, il campionato insomma, e quindi anche lì è stata una bella corsa, perché comunque hanno fatto soltanto una corsa, non è che era a punteggi, quindi è stata anche semplice, comunque una cavalla bravissima, però mi sono divertita e poi comunque me lo sono portata avanti almeno per un anno quella classifica lì. Parliamo adesso della tua esperienza, brevemente come è nata questa passione e soprattutto come suddividi il lavoro. Ricordiamo che lavori con Salvatore Valentini e poi vedo che avete trasmesso questa passione anche a vostro figlio. Eh sì, penso che sia normale, con due genitori così è normale che venisse su con la passione dei cavalli. Ma io nasco tra virgolette da mio papà che ha sempre fatto l'allenatore, quindi è proprio una cosa fin da piccolina. E che addirittura noi abitavamo a Bologna e prima di andare all'asilo gli dicevo con mia mamma: prima di andare all'asilo io devo andare a fare un giro col cavallo, quindi mi portava a fare un giretto e poi andavo all'asilo, se no piangevo e non volevo andare all'asilo. Però ecco, è sempre stato, diciamo che ci sono nata, quindi secondo me è molto più semplice che arrivarci da grande, quindi è normale anche vedere Antonio, mio figlio, che comunque lui fin da piccolino gli facevamo passeggiare i cavalli bravi, gli facevamo pulire, comunque fare tutte quelle cose che sono, diciamo tra virgolette, scontate per noi che siamo grandi, però anche lui vivendole piano piano, quindi ha imparato fin da piccolissimo. E quest'estate è stata la sua prima volta in pista, che l'abbiamo fatto attaccare un cavallo da solo, perché prima veniva in compagnia con noi e quindi era super soddisfatto, quindi ci dava una mano e non vedeva l'ora di preparare il suo cavallo per andare in pista e quindi è stata una grossa soddisfazione anche per noi. Io devo dire la verità che non andavo neanche a vederlo, perché da mamma penso che era molto difficile, invece era Salvatore che lui diceva vai Antonio, non ti preoccupare, io invece non vedevo l'ora che tornava per paura, insomma d'estate comunque c'è sempre più gente facendo la riunione estiva che d'inverno, che siamo soltanto noi, però ho sempre paura che magari gli scappi, che non abbia ancora la forza per fermarlo, perché comunque conoscendo il lavoro so i pro e i contro. E con questo termina la prima parte dell'intervista realizzata a Michela Rossi.